Il PUC di Rapallo elegge, il documento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria. Va in pensione il piano regolatore del 1986, a breve sarà inserito sul sito internet del Comune. Oggi missione è accompagnamento e incontro con l'altro. La diocesi si prepara alla veglia missionaria incentrata sulla parola compassione. Relatrice sarà Maria Teresa Abbignente della Fraternità di Romena. Domani a Chiavari sarà presentato il Family Impact Lens, uno strumento utile alle amministrazioni comunali per valutare l'impatto concreto delle politiche familiari. 50 gli amministratori iscritti. Dipinti in mostra per sostenere i lavori di restauro del campanile di Santa Vittoria. È l'idea originale della parrocchia che ha iniziato gli interventi conservativi, esposti dipinti di diversi autori. La pallanuoto Rapallo femminile si è presentata con una rosa completamente rinnovata. La squadra, impegnata nel campionato di Serie A1, punta a confermare i buoni risultati delle scorse stagioni. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Va ufficialmente in pensione il piano regolatore di Rapallo, datato 1986. Oggi infatti è diventato legge il nuovo piano urbanistico comunale. Il documento è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Vediamo. Da oggi è legge il nuovo piano urbanistico del comune di Rapallo. La pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Liguria è stato l'ultimo passaggio formale che ha reso pienamente operativo il documento urbanistico, che va così a sostituire il vecchio piano regolatore datato 1986. Un PUC che ha origini lontane e travagliate, elaborato in ultima battuta dal commissario ad acta Federico Marenco, nominato per una serie di incompatibilità che non ne hanno permesso la stesura ordinaria in Consiglio Comunale. Il documento valorizza il rapporto con il mare dal punto di vista paesaggistico, ambientale e architettonico, comprende la difesa del suolo con i piani di bacino e limita gli interventi edilizi nelle aree di pregio. Sapete la storia di Rapallo e sapete la sensibilità che le ultime amministrazioni, tutte, non solamente la mia, ha avuto per il nostro territorio. Di conseguenza i cittadini si troveranno a essere più dinamici dal punto di vista delle istruttorie e soprattutto ci sarà molta più chiarezza. Fra le altre linee di sviluppo del progetto, la valorizzazione del territorio agricolo con interventi per il recupero degli uliveti, la realizzazione del percorso pedonale di collegamento costiero con Santa Margherita Ligure, la strada parco e la riqualificazione del centro storico. Individuate anche le aree di maggior degrado dove autorizzare interventi di riqualificazione con demolizione e conseguente riconoscimento di credito edilizio. È un PUC naturalmente che tiene in considerazione la sensibilità del nostro territorio. Ad esempio ci sono delle zone dove una tra tante San Michele di Pagana dove non si può più fare niente, di conseguenza ci sono dei vincoli che aiutano il nostro territorio. Cemento zero perché secondo la nostra linea politica, anche se qui l'ha fatto il commissario, è un PUC molto attento a nuove strutture, ma soprattutto, come ho detto prima, tantissime riqualificazioni. Dove sarà possibile reperire il documento? Sul sito del comune e poi tramite i nostri uffici. Adesso ci sarà anche un'informativa che farà il comune con tutti i tecnici, con tutti i geometri e non solo. Sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria negli alvei dei torrenti di Santa Margherita Ligure. Il Comune ha incrementato lo stanziamento di oltre il 40% per coprire anche le zone più a monte. Personale incaricato sta operando nello sfalcio e nella rimozione di detriti per consentire il miglior deflusso delle acque in caso di forti precipitazioni. I torrenti interessati sono i torrenti dell'Acquaviva di Paraggi, il San Siro, Nozzarego, il Magistrato e i fossi della Baiucca e di Cassinello, oltre al fosso di Nozzarego. Poi ci sono anche il fosso di Crosa dell'Oro, di Santa Barbara, di Mortero e anche la strada vicinale di Villa Punta di Paraggi. La diocesi di Chiavari si prepara a celebrare la veglia missionaria, un'occasione per riflettere sull'importanza di condividere la vita dell'altro e di tornare umani in una società sempre meno capace di emozionarsi di fronte ai problemi delle persone. Il servizio lo vediamo insieme.
Sei battezzato? Allora sei missionario, un concetto che può sorprendere, e il Papa, per far comprendere a tutti i battezzati, che sono anche missionari, ha indetto un mese straordinario, un modo per permettere ai cristiani di rispolverare la loro identità e a tutta la Chiesa di aprirsi alla missione. Se uno vuole scoprire chi è, come cristiano, come figlio di Dio, non può far altro che essere una persona che allarga gli orizzonti della propria vita e vive la propria fede dentro quella che è la realtà di ognuno. Missione non vuol dire per forza macinare chilometri fuori da casa. Oggi la missio abbraccia l'intera vita umana in tutte le dimensioni e può voler dire semplicemente stare con le persone più o meno escluse, migranti, disabili, detenuti, ammalati, vittime di violenza. Allora missione oggi fa rima con accompagnamento, vicinanza, incontro, consolazione. L'apertura agli altri è una dimensione fondamentale per comprendere che cosa significa essere battezzati, ma per ricomprenderci come Chiesa. Una Chiesa che si chiude è una Chiesa che rischia di non comprendere più la propria identità. Ed eccoci alla veglia diocesana, l'inizio alle 21 di venerdì 18 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Il titolo appunto è La compassione come missione. La missione non nasce da un volontarismo, ma da una commozione che ti spinge a condividere la vita dell'altro, com'è la vicenda di Dio. È la compassione che ha mosso Dio ad andare incontro all'uomo. Durante la preghiera si terrà il rito dell'unzione per infondere forza. In particolare riceveranno l'unzione alcune donne del territorio che hanno vissuto momenti difficili. La veglia sarà guidata dalla teologa Maria Teresa Abiniente della Fraternità di Romena. Ha pubblicato un testo che si intitola Torniamo umani, riporta delle pagine molto belle sulla compassione, sulla pazienza, e allora ci è sembrata la persona indicata proprio per parlarci di questo tema. Quale impatto ha sulla realtà concreta dei comuni del Tigullio ogni specifica delibera che riguarda la famiglia, sia essa di natura fiscale oppure legata ai servizi? È una valutazione che può essere effettuata oggi grazie a uno strumento metodologico già in uso negli Stati Uniti che si chiama Family Impact Lens, che verrà presentato domani a Chiavari dal Forum delle Associazioni Familiari. Per le amministrazioni comunali interessate verrà poi organizzato un corso gratuito di formazione. Vediamo. Si allarga nel Tigullio l'interesse per le politiche familiari. Lo dimostra la firma del manifesto del Forum delle Famiglie da parte di 10 comuni del territorio. Lo conferma l'adesione di circa 50 fra amministratori, funzionari pubblici e rappresentanti dell'associazionismo al convegno organizzato per domani a Chiavari dedicato al Family Impact Lens, uno strumento metodologico innovativo volto a dare una misura concreta dell'impatto delle politiche familiari sulla realtà sociale. È una iniziativa gratuita offerta dal Forum Ligure delle associazioni familiari che fa propria la positiva esperienza ventennale di diverse amministrazioni statunitensi. I dati positivi ormai sono acclarati, non ci sono dubbi sulla bontà di questa metodologia. È evidente che è una metodologia che deve trovare persone aperte alla novità. Le realtà si modificano, tutti i sistemi informativi direi continuano ad ampliare il loro raggio d'azione di profondità. Bisogna uscire dal dire ma siamo abituati così. No, bisogna cominciare ad abituarsi a gestire le cose con i mezzi adatti che la tecnologia attualmente ci pone al nostro servizio. Il convegno sarà realizzato in parte in videoconferenza con il collegamento con il presidente ligure del Forum, Franco Zanoni, dal Ponente, e con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopodiché interverrà Elisabetta Carrà, professoressa ordinaria di Sociologia Generale e docente di Sociologia della progettazione dei servizi alla persona e Sociologia dei modelli culturali di welfare. Suddivideremo queste 50 persone in 5 o 6 tavoli di lavoro e dopo un periodo di condivisione e confronto fra di loro prenderà atto dei risultati e dimostrerà come a fronte di bisogni, difficoltà, questo progetto ha la possibilità di monitorare, una volta presa una delibera, le ricadute della delibera stessa sul gli utilizzatori di questi benefits.
Lieve scossa di terremoto questa mattina sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato alle 6:20 un evento di magnitudo 2,3 localizzato nell'area di Borgo Valditaro, in provincia di Parma, l'epicentro a 8 km di profondità. Il TAR della Liguria si è espresso sul calendario venatorio 2019-2020 della Liguria varato dalla Giunta regionale. Con la sentenza numero 780, depositata quest'oggi in tribunale, ha cancellato diversi giorni di caccia alle diverse specie e sospeso la possibilità di sparare ad alcune altre. Il ricorso è stato presentato dalla Lega per l'abolizione della caccia, il WWF, EMPA e Lega Antivivisezione. Le 2 giornate aggiuntive per la caccia da appostamento alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre sono state mantenute ad eccezione della specie cesena, per la quale sarà possibile usufruire solo di una giornata aggiuntiva. Per diverse specie la chiusura è stata anticipata al 20 gennaio anziché al 31 di gennaio. È stata mantenuta la possibilità di continuare il prelievo del cinghiale sino al 31 gennaio qualora al 6 di gennaio non fosse raggiunto il contingente programmato. Siamo soddisfatti perché la sentenza del TAR Liguria ci dà ragione su punti fondamentali della delibera del calendario venatorio regionale 2019-2020. Questo è il commento dell'assessore regionale alla caccia Stefano Mai. Dalla sentenza vengono confermate anche le modalità di annotazione del tesserino al momento dell'abbattimento accertato e confermata anche la mezz'ora di caccia dopo il tramonto per la selvaggina migratoria di appostamento. Si tratta di soluzioni molto rilevanti per la caccia che dimostrano il buon impianto della nostra regolamentazione. Così conclude l'assessore. La cronaca, 2 denunce per una truffa telefonica ai danni di un 64enne di Castiglione Chiavarese, cui sono stati sottratti 2.500 euro dal conto corrente. Un 28enne residente a Napoli lo aveva chiamato fingendosi un impiegato postale e facendosi consegnare i codici di accesso al conto corrente. Successivamente ha prelevato la somma accreditandola sul conto di una complice, anche lei 28enne residente nel capoluogo campano. I truffatori sono stati denunciati dai carabinieri di Casarza Ligure in seguito alla denuncia sporta dal 64enne. Ora spazio all'economia. Dal 1 novembre le fatture elettroniche saranno visibili e scaricabili per chi dà il proprio assenso al servizio di consultazione. Il 31 ottobre è l'ultimo giorno utile per aderire online a questa iniziativa. I dettagli nella scheda della settimana. La sigla. Dal 1 novembre tutti potranno vedere online le fatture elettroniche ricevute. Per farlo occorre aderire ad un apposito servizio sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi aderisce entro il 31 ottobre potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire dall'inizio dell'anno. Chi aderirà dal 1 novembre lo potrà fare solo con i file ricevuti dopo il consenso espresso. In ogni caso si può accedere liberamente al servizio in ogni momento, ma se si sceglie di non aderire non si potrà più consultare né scaricare le proprie fatture elettroniche. Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'agenzia conduce direttamente all'area di autenticazione a Fisco Online. Per entrare servono le proprie credenziali, nome utente, password e PIN. Entrati nella sezione La mia scrivania, occorrerà cliccare su Fatture corrispettivi per visualizzare il box Le tue fatture. Dopodiché basterà cliccare su Accedi e selezionare Aderisci. Sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un video tutorial dove un funzionario, con un linguaggio diretto, semplice e chiaro, fornisce informazioni precise per non sbagliare. Le immagini aiutano ad accedere all'area autenticata, esprimere l'adesione al servizio e scaricare le fatture. Il video è su tutte le pagine social dell'Agenzia. In questi giorni stanno circolando mail truffa relative alle fatture elettroniche. Nel mirino soprattutto le caselle PEC di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali. Le mail hanno come oggetto la dicitura invio file e il testo del messaggio appare plausibile. L'agenzia si dichiara estranea a questi fatti, invita a fare attenzione e a cestinare subito le mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che chiedono di modificare l'indirizzo di recapito.
La Regione Liguria ha stanziato 404.000 euro per sostenere le unioni di comuni esistenti al 31 agosto di quest'anno. Potranno accedere al bando le unioni che gestiscono in forma associata almeno una funzione comunale fondamentale o un servizio riconducibile a queste funzioni. Sarà possibile godere di un contributo massimo di 60.000 euro. Le domande devono essere inviate alla Regione Liguria entro il 14 di novembre. I fondi saranno versati in un'unica soluzione e dovranno essere destinati alle spese che riguardano la gestione unificata. In questo caso è possibile che siano finanziate anche le funzioni che saranno unificate entro il 30 settembre del 2020. L'importante è che siano indicate nello schema di previsione delle spese che dovrà essere allegato alla domanda stessa. Torna il premio Turio Copello con 2 grandi dell'arte e dell'artigianato e 2 premi alla carriera. 4 riconoscimenti che sabato 26 ottobre verranno consegnati nell'ambito di una cerimonia che avrà inizio alle ore 17:30 alla sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. La commissione giudicante per l'anno 2019 ha assegnato a Claude Jamet il premio all'artista, a Roberta Poggi quello dell'artigianato. I 2 premi alla carriera andranno all'artista Giacomo Giuffra e al videooperatore Tito Mangiante. Apriamo ora la nostra consueta finestra su Genova. Laura Ferrero della redazione del Cittadino presenta i prossimi appuntamenti organizzati dall'Arcidiocesi. La linea va a Genova. Un saluto da Genova. Venerdì 18 ottobre è in programma l'incontro riservato agli educatori organizzato dall'Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesana. L'incontro è presieduto da Monsignor Nicolò Anselmi, inizia alle 18:30 e si svolge nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie al Molo. Quindi la cena in Santa Maria di Castello e la conclusione in San Lorenzo con la veglia missionaria diocesana presieduta sempre da Monsignor Anselmi, vescovo ausiliare. Domenica 20 ottobre infatti si celebra la giornata missionaria mondiale in tutte le chiese parrocchiali e non. Per l'occasione l'ufficio missionario diocesano invia alle comunità parrocchiali dei testimoni missionari per animare anche le celebrazioni. In questa giornata va effettuata la colletta per le pontificie opere missionarie e per tutto il mese di ottobre nelle parrocchie è possibile vivere il mese missionario nei gruppi grazie al materiale informativo e di preghiera che l'ufficio diocesano mette a disposizione. È iniziato ufficialmente il nuovo anno accademico 2019-2020 per l'Istituto di Scienze Religiose Ligure. La presentazione del nuovo corso di studi ha visto il passaggio di consegna tra il direttore uscente di Genova, Don Stefano Olivastri, e il nuovo incaricato per l'Istituto di Scienze Religiose della Liguria, Don Andrea Villafiorita. Dopo il notevole successo delle scorse edizioni ritorna il corso per custodi volontari organizzato dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Il custode volontario è una figura molto importante che compie un servizio di accoglienza e custodia nelle chiese del centro storico permettendo appunto di tenerle aperte. La partecipazione al corso è gratuita, per avere informazioni si può telefonare all'Ufficio Beni Culturali 010 27 00222 e il programma integrale degli incontri del corso con la sede e tutti gli orari è disponibile sul sito del giornale, sul sito del cittadino www.cittadino.ge.it oppure nella pagina dell'Ufficio Beni Culturali sul sito della Diocesi di Genova www.chiesadigenova.it. E da Genova è tutto, un saluto e un ringraziamento, restituisco la linea a Chiavari. Grazie, sarà aperta da domani sino a domenica la mostra di quadri ospitata nella sala accanto alla chiesa parrocchiale di Santa Vittoria a Sesti Levante. È un'esposizione di opere di vari autori. L'acquisto dei quadri servirà a finanziare i lavori di restauro del campanile che sono già stati avviati. Vediamo. Dipinti realizzati tra la fine dell'Ottocento e il Novecento in mostra per finanziare, grazie alle offerte raccolte, i lavori di restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Vittoria a Sestri Levante. È l'originale iniziativa della parrocchia che intende in questo modo sostenere i lavori necessari alla conservazione dell'edificio sacro. I dipinti riproducono Sestri Levante nei suoi scorci più caratteristici. C'è la Dina Bellotti, c'è Nicola Neonato, Adriano De Laurentiis, c'è Eugenio Celle, sono tutti pittori, parte deceduti e qualcuno ancora vivente, ma tutti professionisti. Tra i quadri, diciamo, quali sono i soggetti più rappresentati? Ci sono quadri che rappresentano Sestri?
Sì, sono tutti quadri soggetti liguri, molti di Sestri, molti dell'entroterra, e comunque sono tutti, rappresentano quasi tutti i Sestri. Da esperto, perché consigli di acquistare questi quadri? Cioè, qual è il valore di questi quadri? Ma il valore di questi quadri, tanto secondo me, è una mostra che andrebbe visitata e acquistati i quadri, anche perché non sono quadri semplicemente decorativi e basta, sono quadri di autori, quindi autori importanti, un po' meno importanti, però sono tutti quadri d'autore e uno si può mettere in casa una cosa bella e c'ha sempre un certo valore, insomma. La mostra è aperta ogni venerdì mattina dalle 9 alle 12 ed il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18. L'apertura è garantita grazie alla collaborazione volontaria di alcuni parrocchiani. E se si può aiutare la parrocchia, ben volentieri, perché insomma ce n'è bisogno, perché stanno facendo il campanile e poi anche la chiesa, e quindi se possiamo aiutare, ben volentieri, ecco. E quindi uno magari anche fare solo un giretto, di dire vado fino a Santa Vittoria per vedere questa mostra. E mi sembra che ne vale la pena. E ora andiamo a vedere insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Venerdì 18 ottobre prendono il via le iniziative organizzate dall'Università di Genova per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021. Gli appuntamenti saranno spalmati su 3 anni, tanti quanti le cantiche della Divina Commedia. Si parte con una conferenza di Matteo Palumbo dell'Università di Napoli che affronterà il tema La cupidigia e le radici del disordine politico alle 11 nell'Aula Magna di Via Balbi 2 a Genova. Alle 16 avrà inizio un nuovo appuntamento di storia del cinema inserito nel calendario dei corsi di cultura di Chiavari con Daniele Lazzarin, che affronterà il tema il rinnovato potere delle immagini nel cinema italiano, Matteo Garrone e Alice Rohrwacher. L'incontro si svolgerà nella sala Livellara. Palazzo Rocca fra presente e futuro, se ne parlerà a Chiavari alle 16.30 all'Auditorium San Francesco. A partire dalle 18.15 sarà possibile visitare il Museo Archeologico ed il cantiere per il giardino di Villa Rocca. Alle 17 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo si terrà la cerimonia di consegna della prima edizione del premio patrocinato da Regione Liguria e ideato dall'Unione Italiana Ciechi Una mente sopra le barriere, dedicato alla memoria di Enzo Vaglini, già dirigente dell'Unione. Il riconoscimento sarà consegnato ad Antonio Gozzi, ad Attilio Riola, presidente del Circolo Golf e Tennis di Rapallo, e all'Istituto David Chiossone, tutti meritevoli per aver inserito nel mondo scolastico o professionale persone con problematiche di vista o di udito. Per il circolo di incontri Genova Genius Loci, all'Aberio di Genova Umberto Curti e Luisa Puppo parleranno del basilico, dall'olio extravergine ai mortai, appuntamento alle 17. Volete imparare a giocare a bridge? L'Associazione Bridge Chiavari organizza corsi per principianti e giocatori di ogni livello. L'appuntamento è alle 18 al Circolo Chiavarese in Corso Colombo 25 a Chiavari per la presentazione del programma. Al Museo di Storia Naturale Doria di Genova torna il ciclo Scientific Crime. Alle 19 aperitivo con delitto, con ricerca degli indizi per scoprire l'assassino. Poi aperitivo con l'azienda agricola e Palofi, la taverna del Vara. Il Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino organizza una tavola rotonda con sindaci dei comuni, parlamentari, direttori dei parchi liguri, consiglieri regionali e associazioni ambientaliste, che si svolgerà alle 20.45 all'Hotel Riviera di Rapallo. Sarà presentata una proposta per un parco che comprenda i golfi Paradiso e Tigullio e la Val Fontana Buona. Bene, torniamo in studio, parliamo di sport, la pallanuoto. La squadra femminile della Rapallo di pallanuoto si è presentata alla città. Sul palco dell'Auditorium delle Clarisse hanno sfilato le atlete della rinnovata rosa impegnata nel campionato di Serie A1 femminile. Tanti volti nuovi per il team allenato da Luca Antonucci, che si sta amalgamando in cerca di confermare i buoni risultati della scorsa stagione. Vediamo. Presentazione della squadra femminile di A1, quali auspici per questa stagione?
Ma penso che quest'anno noi abbiamo organizzato una squadra abbastanza competitiva, anche diciamo un po' rinnovata in molti suoi settori, però penso che alla fine i risultati saranno sempre positivi. Ormai questo è l'8º anno che noi lavoriamo con questo gruppo e sono diversi anni che siamo, diciamo, nelle prime squadre d'Italia a livello femminile e speriamo anche quest'anno di mantenere questa classifica, diciamo. Com'è il gruppo quest'anno? È un ottimo gruppo, un giusto mix di giovani e un po' più esperte, che lavora con grande entusiasmo. È un gruppo quasi totalmente nuovo, abbiamo 6 innesti nuovi. Direi che è un gruppo equilibrato anche sotto il punto di vista dei ruoli. Stiamo lavorando bene, stiamo facendo bene e speriamo sicuramente in futuro otterremo migliori risultati, perché è normale, insomma, quando è una squadra così nuova ci vuole un po' più di tempo. Qual è l'aspetto più importante da curare quando si trova un gruppo nuovo? Imparare a conoscerci e a crescere tutte insieme, imparare a conoscere alla perfezione ogni giocatrice e quello che può dare, quello che può fare, sostenerci e mai dividersi, anche se le cose magari all'inizio è normale che non vadano alla perfezione. Nelle prime 2 partite come hai visto la squadra, diciamo dal punto di vista del carattere, oltre che dai risultati? No, abbiamo giocato 2 partite molto importanti con 2 delle squadre più forti di questo campionato. Non abbiamo ottenuto punti, ma abbiamo ottenuto dei grandi risultati, molta consapevolezza, sappiamo che possiamo giocarcela con chiunque a questo punto e sarà un grande anno, alla fine arriveremo con grandi soddisfazioni. Sarà la cittadina di Santa Margherita Ligure ad ospitare domenica prossima la Urban Downhill, tappa della Mycan Race, competizione ormai storica di origine canadese dedicata al fat bike e bici da discesa, che doveva essere ospitata in Francia ma che ha ricevuto il forfait a pochi giorni dal via. Meteo permettendo, ovviamente, la gara si terrà tra Nozzarego e Corte. L'arrivo è previsto in via Ruffini, dove saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta. La manifestazione è organizzata dalla Portofino Bike con la collaborazione del Comune e del gruppo albergatori. Potrà contare anche sulla presenza di 8 campioni internazionali di ciclismo per quanto riguarda questa specialità. E questa era anche l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, è rinnovato a domani alle ore 12:45 con Tigullio Oggi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci.